Essere. Maxi rettata di Mestre, secondo le indagini l'ex caserma Serena sarebbe stata utilizzata da uno degli arrestati come area di stoccaggio della droga. Il centro migranti torna nella bufera e il sindaco Conte dice chiederò a Salvini di chiuderla. Il traffico illecito di rifiuti scoperto dal NOE tra Paese e Cisol, l'operazione è scattata dopo la segnalazione di alcuni operatori del settore, indagini tutt'altro che concluse. Auto prende fuoco in corsa a Castelcucco, nonno con a bordo i due nipotini, riesce a fermare in tempo il veicolo prima che sia tardi. A Trevignano anche un camion avvolto dalle fiamme. Autonomia nuovo passo del percorso, trasmessa da Venezia al ministro per gli affari regionali, la veneta Erika Stefani, a proposta di legge delega per il riconoscimento dell'autonomia differenziata. Fermato e controllato nella notte un furgone a Silea, all'interno la polizia ha trovato moto rubate a Venezia, in cella 2 cittadini polacchi. Lavoro, tornano i voucher anche se solo per agricoltura e turismo, la CGIL attacca e precarietà, l'Ascom risponde è comunque lavoro. Non solo alternanza scuola-lavoro, altra esperienza che può formare i giovani al servizio civile, pronto il bando di selezione. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Il tema dei migranti dunque in apertura, soprattutto dopo che la maxi imponente retata della polizia a Mestre ha messo in luce come la droga spacciata in zona a Mestre fosse gestita da un clan di nigeriani che aveva un punto d'appoggio in uno degli ex ospiti della caserma Serena, che nel suo periodo di presenza la caserma Serena avrebbe creato secondo le indagini una zona di stoccaggio proprio della droga all'interno della struttura, una situazione che fa tornare ovviamente nella bufera la struttura ai confini tra Treviso e Casier, con il sindaco Conte che sottoporrà al vice premier e ministro dell'interno Salvini la situazione. Chiudere il prima possibile la caserma Serena. E questo è l'obiettivo del sindaco Mario Conte, soprattutto dopo aver scoperto che era centrale di lavorazione della droga, poi spacciata fino a Mestre da un vero e proprio clan di richiedenti asilo nigeriani. Scriverò al ministro Salvini chiedendo un incontro, anche perché voglio portare tutte le istanze del territorio legate ai problemi che queste presenze scaricano nei nostri territori. Una situazione emersa dopo la retata di Mestre e confermata questa mattina dal prefetto Laura Lega durante un vertice sicurezza. Il prefetto evidenziava come il problema fosse limitato ad una persona che aveva frequentato temporaneamente le caserme Serena. Noi vogliamo tenere alta la guardia e riteniamo che sia necessari comunque intensificare i controlli sia all'interno della caserma, che però purtroppo non è competenza nostra, noi lo faremo al di fuori della caserma. Quindi già nei prossimi giorni sono in programma degli ulteriori iniziative, dei blitz con il settore cinofilo della polizia locale. Controlli all'esterno dei cancelli ma anche dell'area ex magazzini del Genio, che le immagini girate questa mattina raccontano in tutto il loro degrado. Poi c'è anche l'area spartitraffico davanti alla caserma, luogo materiale di scambio tra spacciatori ed assuntori. Qui l'intervento sarà drastico, con il taglio della siepe diventata, come si vede, un vero e proprio bosco. Perché oggi viene utilizzato come punto di scambio e di spaccio tra rappresentanti appunto e persone che frequentano la caserma Serena. Ma l'obiettivo a breve e medio termine è comunque la chiusura del centro di raccolta migranti. Richiedenti asilo, che il prefetto ha sottolineato essere comunque diminuiti sia dentro la struttura che diffusi nel resto della Marca. Ha confermato che ci sono 350 ospiti all'interno della Serena ad oggi? Sì, circa dai 350 ai 400 ospiti e circa 800 in tutto il territorio comunale. Dunque una caserma che, come sappiamo, si affaccia anche, confina con Casier. Allora sentiamo invece la reazione dell'altro sindaco, spesso coinvolto ovviamente in queste vicende perché appunto sindaco confinante, ovvero il primo cittadino di Casier, Miriam Giuriati. Ancora una volta per qualcuno che sbaglia ne prendono poi le conseguenze tutti quanti. Per il sindaco Miriam Giuriati l'arresto del cittadino nigeriano che era ospitato presso la caserma Serena è da considerarsi solo come la mela marcia in un contesto di tante persone per bene venute in Italia per cercare lavoro e rifarsi una vita.
Richiedenti asilo e traffici di droga. Secondo le indagini degli inquirenti, l'ex caserma Serena avrebbe costituito temporaneamente una zona di stoccaggio della droga. Inevitabili le polemiche. Anche se totalmente ubicata nel comune di Treviso, la struttura pesa per il suo cospicuo numero di presenze anche nel confinante comune di Casier, dove peraltro sono già ospitati 19 richiedenti asilo grazie al progetto dell'accoglienza diffusa. All'interno della caserma Serena però le cose funzionano. Dopo è chiaro che nei grandi numeri in questo momento sono sotto i 400, però su 400 persone è chiaro che ne trovi sempre 10 che non si comportano come dovrebbero, a scapito anche di tutti gli altri che studiano, che stanno cercando un lavoro, che stanno cercando di inserirsi. L'ipotesi più volte lanciata dal sindaco di Treviso Mario Conte di chiudere la Serena non meraviglia la Giuriati. Il sindaco di Treviso la Serena la vuole chiudere. Magari, io per carità non sto mica dicendo di no, io dico che la chiuda, ci abbiamo provato in vari momenti con l'ex sindaco Manildo, siamo andati più volte da Minniti a parlare, abbiamo ridotto i numeri perché da 700 siamo arrivati a sotto i 400, io non salvo la caserma Serena, io sono per l'accoglienza diffusa, da sempre. In ogni caso, ha ribadito il sindaco, chi non rispetta la legge nei centri di accoglienza non è persona gradita. Chi sbaglia, io sì, ecco, su questo sono assolutamente d'accordo, vanno presi, portati in un centro di detenzione finché poi non possono ritornare nei loro paesi. Ma com'è la situazione oggi all'esterno del centro dei migranti dell'ex caserma Serena? Vediamo questo servizio. Tre volti della caserma Serena oggi, quello che si vede e si sente passandoci vicino, la siepe è diventata bosco sullo spartitraffico e soprattutto la zona abbandonata degli ex magazzini del Genio. Per molti un ghetto, da ieri anche centro di lavorazione da cui partiva la droga, poi smerciata fino in centro a Mestre. Una situazione osservata e denunciata più volte dai residenti. Perché vedevamo troppo traffico di macchine che venivano, consegnavano borse, le riprendevano e era un sottosopra. Poi sulla Iola qui accanto, naturalmente là è il centro proprio di spaccio fra i pusher. Di certo facile appartarsi tra queste siepi troppo cresciute, dove i rami levigati raccontano di persone rimaste ore e ore a bivaccare non solo. Qui si verifica lo scambio vero e proprio dello stupefacente, che una fonte interna ci indica nascosto più in là, nell'area degli ex magazzini del Genio. Anche qui la siepe fronte cimitero nasconde un vero e proprio sentiero costellato di sporcizia, borse probabilmente rubate, biciclette abbandonate. Girando il muro di recinzione è questo lo spettacolo degradante che si presenta alla telecamera e che dimostra come qui ci viva qualcuno, probabilmente il custode dello stupefacente in attesa di essere distribuito. E tutto a pochi metri dal fioraio e dall'entrata laterale del cimitero centrale di San Lazzaro. Ecco perché la gente da tempo evita questa strada e i residenti, forse per paura di ritorsioni, non vogliono parlare davanti alla telecamera. A farsi portavoce Domenico Piccoli, che attacca direttamente il prefetto. Chi di dovere non ha fatto i controlli che avrebbe dovuto fare e cito personalmente il prefetto in persona. Piccoli non si ferma alla sicurezza, sottolineando come lo spaccio sia conseguenza di una mancata programmazione lavorativa per queste persone. Avrebbe dovuto fare uno screening delle loro specializzazioni e delle loro capacità e interessarsi presso le aziende che cercano lavoro e sistemare questa gente, tutelare la gente, non accogliere a braccia aperte e poi buttarli allo sbando, che vanno a finire a spacciare, a prostituirsi e a rubare. Cittadini che dopo tante promesse credono poco che la Serena chiuda entro breve termine. Finché non vediamo che gli aerei sono pieni e le navi cariche e che fanno rotta verso sud, allora in quel momento diremo sì, chiuderanno la Serena.
Intanto prosegue il duello a distanza tra il centro sociale Django e il comune di Treviso, con la nuova giunta ovviamente di centrodestra. È stato appeso oggi questo striscione proprio al Palazzo dei 300, ovviamente non a caso il luogo scelto dal centro sociale Django, con la scritta che ricorda il 14 luglio prossimo il corteo per l'accoglienza che è stato organizzato da tutta Italia per l'accoglienza a Ventimiglia, luogo simbolo peraltro del conflitto per pro e contro l'accoglienza, e dunque è stato appeso questo striscione rivendicato, diciamo, questa azione dal centro sociale Django contro ogni razzismo Ventimiglia centro sociale Django, e quindi un messaggio diciamo diretto proprio al sindaco di Treviso nel giorno in cui si parla proprio di migranti. Nuovamente le polemiche non mancano. Chiudiamo questa pagina sul tema profughi e adesso parliamo della operazione importante del Carabinieri del NOE che, come sappiamo, abbiamo raccontato ieri, hanno scoperto un traffico illecito di rifiuti tra Paese e Cison di Valmarino, un'indagine che è tutt'altro che conclusa ed è partita con delle segnalazioni di operatori del settore. Mesi e mesi di trasporti di rifiuti speciali contenenti fluoruri che da Paese arrivavano nell'ex cava Allotta Cison di Valmarino, viaggi che non sono mai passati inosservati, e sono state proprio alcune segnalazioni che hanno fatto scattare le indagini da parte dei Carabinieri del NOE, partite nel gennaio del 2017. Segnalazioni da parte di gente che comunque nel mondo del lavoro, nel mondo di quel settore. Dopo una lunga serie di monitoraggi, accertamenti e controlli è scattato il blitz dei militari dell'Arma contro il traffico illecito di rifiuti, un'operazione che ha portato all'arresto di 2 persone, alla denuncia di altre 10 e 4 misure interdittive nel settore della gestione del trasporto dei rifiuti. L'ex cava è stata sequestrata, così come i 9 camion utilizzati per il trasporto. In pratica il materiale che veniva raccolto nel corso dei lavori di bonifica nell'ex fonderia Montini di Paese da parte della Ecostile di Pordenone, invece di raggiungere la discarica Forcalla a Vittorio Veneto, autorizzata allo smaltimento di questi rifiuti, veniva illecitamente sotterrato nell'ex cava di Cison. Un'area questa che fra l'altro era in corso di sistemazione da parte della FAL di Pieve di Soligo. Ieri gli investigatori hanno sequestrato diverse documentazioni sia cartacea che telematica. Stamattina abbiamo avuto un incontro col pubblico ministero, con il dottor Zorzi, appunto per stabilire i nostri prossimi passi investigativi, e attendiamo appunto quelli che saranno poi nei prossimi giorni gli eventuali interrogatori di garanzia degli indagati, per vedere poi le mosse da prendere nella direzione investigativa. Un'attività illecita che ha consentito notevoli vantaggi economici alle ditte coinvolte. L'indagine che non è conclusa, quindi? No, inevitabilmente ci sarà ancora un'attività di riscontro, e poi vedremo se nello sviluppare le carte che abbiamo acquisito ci possa essere anche un ulteriore filone investigativo. L'area ora è sotto sequestro, al termine dell'intera indagine dovrà essere bonificata. Ed ora a Castelcucco, con gli attimi di paura vissuti da un nonno con 2 nipotini a bordo di un'auto che improvvisamente ha preso fuoco. Le immagini sono eloquenti, le fiamme in un attimo hanno avvolto la piccola utilitaria. La macchina stava percorrendo via Santa Lucia a Castelcucco quando ad un tratto l'automobilista ha visto fuoriuscire del fumo dal cofano. Sono stati momenti di paura, non ha perso tempo l'uomo alla guida, ha rallentato ed ha subito accostato. Un attimo e dall'auto sono usciti il nonno con 2 nipoti, usciti appena in tempo perché subito dopo la vettura ha preso fuoco. Le fiamme, come si può vedere dalle immagini, hanno raggiunto subito l'abitacolo. Salvi tutti gli occupanti grazie alla prontezza dell'uomo. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco, che sono intervenuti subito, 1 ora e mezza per riuscire a domare il fuoco. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30. Un problema meccanico o elettrico la causa dell'incendio. Il nonno e i bimbi, a parte la grande paura, sono potuti rientrare a casa senza ulteriori problemi. Vigili del fuoco che sono poi intervenuti anche a Signoressa di Trevignano per un caso identico, questa volta però un camion che durante la sua marcia ha preso fuoco. L'autista, come è avvenuto per il nonno di Castelcucco, è riuscito ad accorgersi in tempo del fumo che stava uscendo dal motore, e quindi si è fermato, ha accostato ed è uscito proprio giusto in tempo per evitare le fiamme che hanno poi avvolto, come vediamo
nelle immagini il camion, distruggendolo completamente, anche in questo caso l'intervento provvidenziale poi dei vigili del fuoco. Intervento provvidenziale invece delle volanti di Treviso che hanno bloccato a Silea un furgone sospetto, e i poliziotti avevano ragione perché all'interno di quel furgone c'era della refurtiva. E che refurtiva? Un equipaggio della polizia stava perlustrando la zona di Silea verso le 3 della notte, quando hanno notato un furgone bianco con targa polacca aumentare la velocità alla loro vista. Inevitabile a quel punto un controllo. A bordo del furgone 2 cittadini polacchi di 25 e 39 anni, senza nessun precedente penale, che trasportavano 2 motociclette rubate nel loro furgone. Grazie all'intuito e alla fermezza degli operatori di polizia si è riusciti a bloccare questo mezzo con a bordo 2 cittadini polacchi che occultavano 2 mezzi, 2 moto di grossa cilindrata, poi risultate provento di furto. Dopo aver contattato i proprietari delle moto, che si dovevano ancora accorgere del furto, gli stranieri sono finiti in carcere a Santabona per ricettazione. Le 2 moto erano state rubate alcune ore prima in provincia di Venezia. Ad essere derubati un cittadino svizzero che aveva posteggiato la sua moto nei pressi di Piazzale Roma ed un veneziano residente a Carpenedo. I mezzi, una Yamaha e un Honda, hanno un valore complessivo di circa 12.000 euro ed erano forse destinati ad essere ricettati in Polonia. Per i 2 cittadini polacchi, in attesa di ulteriori accertamenti e della decisione del giudice, è scattato il fermo di polizia giudiziaria nel carcere di Treviso. Lasciamo la cronaca, adesso parliamo dell'autonomia del Veneto. Trasmessa oggi da Venezia a Roma la proposta di legge delega preparata dalla pool, dalla commissione di esperti nominata dopo il referendum del 22 ottobre. Autonomia, passo dopo passo, e il nuovo step arriva da Palazzo Balbi. Da qui il governatore Luca Zaia ha trasmesso al ministro per gli affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il riconoscimento dell'autonomia differenziata, in attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Il testo, elaborato dalla commissione di esperti nata dopo il referendum del 22 ottobre 2017, disegna, spiega Zaia, un innovativo percorso istituzionale che prevede la stipula di una intesa tra governo e regione per una legge delega che dettagli ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per tutte le 23 materie previste dalla Costituzione. La legge delega prevede 8 articoli con i principi di carattere generale, composizione e modalità della commissione paritetica che dovrà predisporre i decreti legislativi e l'ambito di attribuzione e di competenze delle 23 materie. D'altronde lo stesso ministro veneto Stefani ieri alla Camera ha ricordato: un mio obiettivo è quello di poter predisporre delle leggi per la concessione dell'autonomia, tutte separate a seconda delle regioni. Si tratta di un'autonomia differenziata e tanto deve essere differenziata anche la risposta che viene data per ciascuna. Un'Erika Stefani che oggi a Roma ha incontrato invece i governatori nella conferenza delle regioni, sottolineando una priorità fondamentale in un settore chiave anche in Veneto. È ovvio che nella stabilità dovrà essere trattato il tema della sanità, è qualcosa di estremamente delicato perché va a incidere proprio su quelle che sono le esigenze forse più basilari che per una cittadinanza, e le regioni di certo alcune si trovano anche in una difficoltà di gestione di un bilancio con risorse sempre più ridotte e dovendo fare veramente gli eroi. Dal ritorno dei voucher agli effetti del decreto dignità parliamo di lavoro dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, allora l'economia e il lavoro adesso con il ritorno dei voucher che saranno reintrodotti con un decreto governativo dopo l'abrogazione voluta dall'allora ministro Poletti. La riapertura c'è stata da parte del ministro del lavoro Di Maio, però saranno limitati, come sappiamo, a agricoltura e turismo, con le inevitabili prese di posizione anche di un'altra categoria che le ritiene indispensabili, ovvero i commercianti. Tornano i voucher, ma solo per agricoltura e turismo. La notizia arriva da Roma ed è frutto dell'ennesima mediazione tra Lega e 5 Stelle. La reintroduzione avverrà con un emendamento al decreto, saranno nominativi e tracciabili. Limiti che comunque non soddisfano la CGIL, principale promotrice della cancellazione effettuata dall'allora ministro Poletti per evitare lo scontro diretto con il sindacato che aveva già annunciato la richiesta di un referendum.
Noi siamo particolarmente infastiditi perché siamo contrari a una reintroduzione dei voucher, perché è la forma di precarietà assoluta da questo punto di vista. Il punto vero è che i voucher non sono un contratto di lavoro e quindi non hanno nessuna tutela che sta all'interno di un contratto di lavoro. È una modalità di pagamento. I diritti non sono riconosciuti, ne sono riconosciuti pochissimi che a quel punto non tutelano nessuno però. Plaudono invece soprattutto i piccoli imprenditori del settore turistico e nelle nostre zone di agriturismi ed in genere i viticoltori che sui voucher contavano per le vendemmie. Chi invece si sente un po' lasciato fuori è il commercio, che sui tagliandini per il lavoro a tempo contavano come risposta alla richiesta di rinforzi al banco o in negozio per periodi di svendita di offerte speciali o quelli particolari come tra Natale e Capodanno. Ben venga l'introduzione dei voucher per agricoltura e per turismo. Il passaggio che facciamo sul commercio è il seguente: se voucher è flessibilità, flessibilità è occupazione, non è precarietà. Per questo i commercianti trevigiani si sono comunque strutturati con un altro strumento molto simile ai voucher. Il contratto a chiamata, che è stato sviluppato in ambito territoriale e portato all'attenzione del nazionale, con la diffusione che tutti abbiamo visto. E non è detto che il modello Treviso per l'occupazione a chiamata non possa diventare la soluzione che mette d'accordo tutti, governo e sindacato, al momento pronto a dar battaglia sui voucher. Ci auguriamo in qualche modo che i lavoratori siano attenti e che vengano da noi per verificare puntualmente l'applicazione di quella che è la norma. Poi chiaramente in Parlamento faremo tutta la pressione per eventualmente modificare non solo l'uso distorto ma anche lo strumento stesso. E poi c'è il decreto dignità che in Veneto riguarda e interessa 80.000 lavoratori a tempo determinato. La Regione ha cercato con il suo osservatorio di delineare gli scenari futuri. 80.000 rapporti di lavoro, 80.000 precari. È l'enorme bacino di veneti in attesa di capire cosa potrebbe cambiare con il decreto dignità approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di approdare al Parlamento. Le principali modifiche, come sappiamo, riguardano la riduzione della durata massima del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione da 36 a 24 mesi, l'obbligo di dichiarare la causale al superamento dei 12 mesi, la diminuzione del numero di proroghe possibili da 5 a 4, da 6 a 5 per i contratti di somministrazione e un aumento del costo contributivo dello 0,5% ad ogni rinnovo. Strumenti che hanno attirato le durissime critiche delle categorie economiche, mentre l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan parla di una medaglia a due facce. Se l'impatto fosse quello auspicato dal governo, aumenterebbe la forza lavoro interna all'azienda, dice. Tuttavia, se gli esiti fossero quelli ipotizzati dal mondo imprenditoriale, si otterrebbe maggiore precarietà, in particolare per i lavori a bassa qualifica. Ciò comporterebbe infatti un'altra rotazione del personale. Secondo l'Osservatorio regionale sul lavoro, le ipotesi più probabili di possibili sviluppi futuri sono un aumento dei turnover dei lavoratori per la stessa posizione o una riduzione del lavoro a termine. Non si è certi però se ciò evolverà in differenze contrattuali oppure in diminuzione dei livelli occupazionali. 4 gli scenari. Il primo, nessun cambiamento nei contratti inferiori ai 24 mesi se il costo aggiuntivo previsto in caso di rinnovo e l'obbligo di causale non fossero l'ostacolo alle imprese. Il secondo, un maggiore turnover dei lavoratori che permetterebbe alle imprese di aggirare i vincoli imposti per i rapporti di durata superiori ai 12 mesi. Il terzo, uno spostamento verso altre forme contrattuali che potrebbero dimostrarsi sia posti di lavoro più precari che più stabili. Infine, una riorganizzazione produttivamente più estesa grazie alla eliminazione della necessità di flessibilità o alla intensificazione dell'impiego di forza lavoro aziendale. Questi gli scenari di un bivio che ancora non trova certezza. Intanto in questi giorni di lavoro si è parlato anche per la polemica sull'alternanza scuola-lavoro, ma in questi giorni un'altra esperienza che può formare i giovani per il futuro lavorativo è il servizio civile, perché c'è anche il bando a breve. Io l'ho fatto e lo sto facendo e sto aumentando il mio bagaglio culturale, ricco di emozioni e di bellissime esperienze. Miriam D'Angelo è una dei ragazzi che sta affrontando l'esperienza del servizio civile. Nei prossimi giorni uscirà il nuovo bando di selezione rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. 183 i posti a disposizione, in parte nei 79 comuni che hanno aderito all'iniziativa, in parte in associazioni di volontariato. Un'esperienza di crescita personale e un'esperienza soprattutto di comunità, un'esperienza dalla quale potranno trarre
innumerevoli benefici che potranno poi utilizzare e sfruttare nel mondo lavorativo. Chi sceglierà di trascorrere i 12 mesi di servizio civile nei municipi potrà essere impiegato a supporto dell'assistente sociale per seguire interventi a favore di minori, disabili, anziani, migranti, come collaboratore del bibliotecario per aiutarlo nella gestione della biblioteca e ancora affiancare il responsabile dell'ufficio cultura per promuovere eventi o ancora aiutare i tecnici del settore ecologia e ambiente in azioni di mappatura del territorio o interventi educativi nelle scuole. Chi invece opterà per il mondo del volontariato potrà essere impiegato nell'area sociale con minori, anziani, disabili. Un'esperienza che, spiegano i ragazzi che la stanno vivendo, importante per arricchire il proprio bagaglio. Le aspettative che avevo a gennaio sono state più che ricompensate e soprattutto la mia esperienza che sto appunto vivendo mi servirà molto anche nel futuro. Spero mi possano aiutare anche nella vita di tutti i giorni ad affrontarla magari in maniera diversa, con un sorriso, donando agli altri un sorriso, perché ho avuto l'occasione qui di incontrare persone che sono più sfortunate di me, quindi magari anche quando nella vita non tutto va bene ho imparato che adesso è sempre meglio affrontarla con un sorriso. Esodo, sicurezza sulle strade, temi caldi ovviamente di questa estate, ne parliamo questa sera a 20:10 fra pochissimo con Luisa Serato, presidente di CAV, la concessionaria autostradale del Veneto. Ed è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo prevalente sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 13 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, sulla nostra regione infatti sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole, possibili soltanto isolati temporali pomeridiani sui rilievi del Bellunese, ma migliorerà presto col passare delle ore. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, salvo per occasionali rovesci sui rilievi alpini. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi circa. Del tutto simile la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà il sole a farla da padrone con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori, salvo per occasionali piovaschi sulle aree orientali al pomeriggio. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime comprese invece tra 29 e 32 gradi. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.